Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Andiamo subito a conoscere le nomination per quanto riguarda il ruolo del portiere nel campionato di promozione e chiaramente li invitiamo qui sul palco. In nomination sono Claudio Barone dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio, Armando Di Martino Ragusa Calcio e Alessio Tabascio della Cicatena Calcio 1973. Ciao Claudio. Gli altri ci raggiungono. Salve. Salve. Ciao Alessio. Devo dire che sono stati tre portieri che hanno in un certo senso caratterizzato la stagione della propria squadra. L'Oratorio l'ha vinto, il qui presente Di Martino con il Ragusa ha quasi fatto un miracolo perché avete fatto una doppietta bellissima, e poi c'è anche la sorpresa della Cicatena in positivo che ritorna finalmente in eccellenza. Allora mi porta la busta la nostra splendida Federica Di Benedetto. Grazie Federica, grazie. Anche lei che ci accompagna ormai da tantissimo tempo. Allora siamo pronti perché devo leggere la busta e poi dopo fare una chiacchierata velocissima anche con voi. Vediamo un pochettino, apro la busta. Miglior portiere del campionato di promozione stagione 2018-2019 assegnato a Claudio Barone, Oratorio San Ciro e San Giorgio. Allora, nel frattempo che adesso arriva anche per voi un ricordo, mettiamoci poco più avanti. Claudio, devo dire che questo oratorio ci ha sorpreso in positivo. Nessuno poteva mai immaginare ad un altro ennesimo miracolo e ci siete riusciti. Sì, in 2 anni abbiamo fatto 2 promozioni consecutive. Quest'anno nessuno se l'aspettava. È stato un campionato abbastanza difficile, anche perché il Miss Mary ci ha dato molto filo da torcere ed è giusto anche fare i complimenti a loro, ma per fortuna alla fine l'abbiamo vinta noi. E la prossima stagione sarà anche molto più impegnativa, no? Allora, passo ad Armando Di Martino. Bellissima accoppiata, Coppa e primo posto in classifica, Ragusa Calcio che abbraccia finalmente il campionato di eccellenza dopo qualche annetto di sofferenza. Assolutamente, quello che c'era da vincere l'abbiamo vinto, erano tutti e due dei nostri obiettivi e ci siamo riusciti. Io sono arrivato a gennaio e ho trovato un gruppo fantastico, ma comunque se vinci così tanto c'è un motivo dietro. Organizzazione e grande qualità, così come quest'anno ad Acicatena, grande organizzazione, grande qualità. È stata una stagione che non dico proprio da incorniciare perché la sofferenza è stata tantissima, però avete dimostrato di essere veramente un grande gruppo. Abbiamo avuto qualche problema durante la stagione, però alla fine il gruppo ha fatto tutto il resto, poi abbiamo avuto la società che ci ha aiutato in tutto, il presidente che ha fatto il massimo, quindi più di questo. E poi anche una bella nomination. Ah certo, quello fa sempre piacere. Perfetto, grazie ragazzi, complimenti e buona estate, riposatevi perché vi aspetta una stagione di grande intensità. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi, tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano, Penalty Awards.